Gentile Presidente della Regione Veneto, inizia così la petizione che i cittadini e le istituzioni padovane hanno avviato per salvare dalla chiusura a fine anno di Casa Breda, struttura per i malati terminali di sclerosi multipla nel quartiere Brusegana a Padova. Popolazione che proprio ci ha sollecitato a lanciare, oltre alle iniziative istituzionali già in atto, una petizione cittadini che credo raccoglierà migliaia di firme, perché davvero già ad esempio gli esercenti di tutta la zona brusegana ieri pomeriggio si sono attivati, stanno raccogliendo centinaia di firme. Una chiusura nell'anno proprio del compimento del suo 10° anniversario della Costituzione, con il rischio di lasciare malati, parenti e volontari in strada. Sono persone che non troverebbero collocazione in nessun luogo, perché non si può pensare che una casa di riposo per anziani, per esempio, possa accoglierli, perché hanno delle necessità sanitarie, di tipo sanitario, che sono estreme, altissime. La situazione è critica. Da 2 anni la Regione Veneto non mette a bilancio i fondi, 3,5 milioni di euro da dare all'USL 16 per la gestione sanitaria di Casa Breda, ed ora l'USL non ce la fa più ad andare avanti da sola. Manca la quota sanitaria, mentre quella sociale, 56 euro per paziente al giorno, viene regolarmente erogata dall'assessorato ai servizi sociali della Regione Veneto, e questo, dicono al PD, c'è qualcosa che non va. La cosa che vediamo difficile è che ci sono 2 istituzioni, gli assessorati alla sanità e ai servizi sociali della Regione, che non sanno parlarsi, o perlomeno questo è quello che appare.